Segretario, avete incontrato l'assessore Lanzarin, la risposta è stata evidentemente insoddisfacente al punto che la categoria è in mobilitazione. Sì, è stato l'ennesimo prendere tempo e questo ci ha molto seccato perché sono 2 anni che stiamo cercando di confrontarci con la Regione per produrre un documento di riorganizzazione della medicina generale. Speravo personalmente di essere arrivato finalmente addirittura d'arrivo. L'incontro che abbiamo chiesto ieri con l'assessore è stato assolutamente deludente perché non c'era nessun documento da presentare, nessun documento su cui discutere, nessun documento da analizzare. Allora noi prendiamo atto che in questo momento la Regione non è in grado di decidere, non sa decidere. Sicuramente ci sono problemi organizzativi interni anche alla Regione con l'arrivo dello stesso direttore generale nuovo, manca il direttore delle cure primarie da almeno 2 anni, tutti indicatori che però sono assolutamente negativi. Quando poi questi lidi spesso e volentieri vengono occupati dai soggetti più vari, privati, società finanziarie, società per azioni, i più diversi soggetti che stanno occupando, scimmiottando i medici di base o affermando di aver aperto attività di medici di base a pagamento, ad esempio come è successo a Treviso e a Vicenza, la preoccupazione sale sempre di più, perché noi abbiamo quotidianamente persone che hanno problemi economici, persone con invalidità, persone con esenzione del ticket, quindi con patologie importanti che dobbiamo curare. Il sistema sanitario veneto, nell'ambito anche di una tradizione sociosanitaria importante, non può mollare così, non può mollare i propri cittadini e i propri operatori. I medici di base nel frattempo se ne stanno andando in pensione massicciamente. Nella prima volta, sì, è la prima volta nella storia della medicina generale che c'è un esodo precoce del medico di medicina generale. Senta, stato di mobilitazione, cosa significa? Uno sciopero in vista? Quali azioni farete? Allora, noi non vogliamo pensare a scioperi, stiamo pensando a questa prima fase di mobilizzazione, vuol dire di contestazione rispetto alla regione e alle aziende sociosanitarie. Quindi noi ci chiameremo fuori da domani da tutti i tavoli regionali e da tutti i tavoli aziendali. Questo è il primo momento. Speriamo che l'arrivo del nuovo direttore generale porti un po' di aria fresca, di rinnovamento nel rapporto fra la medicina generale e la politica. L'ultima domanda che ha un po' il sapore della provocazione, ma è un tema che si scorge all'orizzonte. L'autonomia rischia di peggiorare questa situazione. Ma è chiaro che l'autonomia è un amplificatore, può essere un amplificatore di tutto quello che ci siamo detti, perché se la Regione Veneto pensa di poter fare a meno di noi, della concertazione fra le parti in termini democratici e pensa con l'autonomia differenziata di poter spazzare via un accordo collettivo nazionale che è la cornice vera, certa, solida, nella quale inserire gli accordi collettivi regionali, integrativi regionali, fa un gravissimo errore. E credo che è un errore prima di tutto politico che pagherebbe attraverso ovviamente la fiducia della popolazione veneta nei confronti di questa politica.